Un tavolo ministeriale per discutere della vertenza di Astore lo hanno chiesto con un ordine del giorno i consigli comunali della Valpetronio in seduta congiunta a Casarza Ligure. Maria è una madre sempre pronta a venire in nostro aiuto. Da questa certezza è partito il Vescovo celebrando la festa di Nostra Signora del Soccorso a San Bartolomeo della Ginestra. I disturbi neuropsichiatrici dei bambini sono spesso legati ad un deficit educativo. A Chiavari l'appello ai genitori del pedagogista Daniele Novara: diventate una risorsa per i vostri figli. Si è svolto anche quest'anno il premio Levi miglior uliveto di Chiavari. Massimo Solari, titolare di una storica azienda agricola, si è aggiudicato il primo posto. Con una conferenza del direttore del Parco di Portofina ha preso il via la 14ª edizione dei corsi di lingua genovese. Ogni martedì in Sala Livellara a Chiavari, al centro la cultura e i tesori del Tiguglio. Sport e divertimento improntati alla lealtà dentro e fuori il campo. Il Villaggio Calcio si è presentato al territorio con le squadre che parteciperanno alla stagione agonistica 2018-2019. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Ancora la vicenda della Astore di Casarza Ligure in apertura nel nostro telegiornale. Scongiurare il trasferimento dell'azienda richiedendo di concerto con le organizzazioni sindacali la costituzione di un tavolo ministeriale. E questa è la richiesta che è stata messa al centro di un ordine del giorno votato all'unanimità dai consigli comunali di Casarza Ligure, Seste, Levante, Castiglione Chiavarese e Moneglia, che si sono riuniti in seduta congiunta a Villa Sottanis. Un'affollata assemblea ha partecipato ai lavori e ha più volte sottolineato come il trasferimento imposto dall'azienda ai lavoratori sia in realtà un licenziamento mascherato. Sentiamo. Mettiamo in votazione formalmente l'ordine del giorno, quindi chi è favorevole alzi la mano. Direi unanime. Invito l'azienda a rivedere la sua posizione, perché non si tratta di una trattativa sindacale, ma si tratta di una responsabilità sociale che ha l'azienda nei confronti del territorio e quindi noi la vogliamo portare su questo ambito. Anche perché è un trasferimento che dà un po' l'idea di un licenziamento. È un licenziamento camuffato, l'abbiamo detto dall'inizio, l'hanno detto i sindacati, lo sanno i lavoratori. 150 km per la Liguria. Per la viabilità che c'è oggi in Liguria significa veramente mettere a disagio non soltanto la vita delle persone ma di tutte le famiglie, perché queste persone si sono costruite una famiglia secondo la necessità lavorativa e non solo, queste famiglie hanno prodotto tanto perché la Liaxis, la FIP e la Astore è un'azienda a Casarza Ligure che produce fatturato e il fatto che lo produce, l'abbiamo messo per iscritto anche nell'ordine del giorno, è dovuto anche al fatto che le famiglie sono vicine ai lavoratori, quindi i lavoratori sono tranquilli e contenti e quando una persona è tranquilla e contenta produce meglio. Bisogna che la pratica vada su un tavolo più alto. Sì, sicuramente questa sera è stata una bella prova di unità territoriale con i comuni della Valpetronio, ma non solo, il comune di Chiavari, parlamentari, consiglieri regionali. Occorre davvero però adesso fare un salto di qualità perché l'azienda è determinata ad andare avanti in questo percorso, quindi occorre che la regione sempre di più prenda in mano la pratica, ma occorre anche quello che abbiamo chiesto nell'ordine del giorno, chiedere un tavolo con l'azienda al Ministero dello Sviluppo Economico, perché si possa far leva su tutti gli elementi, anche sui possibili finanziamenti, per poter mantenere in questo sito questa azienda che dà lavoro a 55 famiglie. Non è una battaglia di Casarza questa, è una battaglia che deve investire tutta la città metropolitana ed è importante la presenza questa sera del sindaco Bucci attraverso il suo delegato Guido Guelfo, perché il rischio, secondo me, è che questo problema si dilati, si allarghi anche al sito produttivo di Casella e quindi noi dobbiamo essere preparati a difendere non un comune e i lavoratori di un comune, ma i lavoratori di uno spazio ben più ampio che è quello della città metropolitana. E la ripresa integrale dei lavori dei consigli comunali della Valpetronio sono a disposizione sul nostro sito internet teleradiopace.com e anche sul nostro canale YouTube, sempre di Teleradio Pace.
La Procura di Genova ha presentato 19 richieste di condanna nel maxi processo per le spese pazze dei consiglieri regionali liguri eletti nella legislatura tra il 2010 e il 2015. L'accusa è di aver utilizzato i soldi pubblici per fini personali come cene, viaggi, gite, gratta e vinci, ostriche, fiori e biscotti. Tra i nomi degli imputati spiccano quelli di Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone. Per il nostro territorio sono sotto accusa Franco Rocca, Marco Limoncini e Armando Ezio Capurro. Il PM ha chiesto la soluzione per 3 politici, tra questi anche Ezio Chiesa. La cronaca questa mattina intorno alle 8:30 a Rapallo in via Bolzano all'altezza dell'incrocio con via Cerisola. A causa del traffico intenso si è verificato un incidente tra un'auto e una moto con a bordo una bambina di 3 anni insieme al suo papà. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militi della Croce Bianca di Rapallo, la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure, i vigili urbani di Rapallo e l'automedica del 118. La bambina è stata condotta in codice giallo all'ospedale Gaslini di Genova in compagnia della mamma. Il papà invece è sempre in codice giallo, è stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna. Le condizioni di entrambi non sono risultate gravi. I carabinieri di Santa Margherita Ligure invece hanno denunciato 3 persone che hanno acquistato 2 smart TV pagando con assegno bancario scoperto. I 3 uomini pregiudicati avevano acquistato con un raggiro i 2 televisori in un esercizio di Rapallo. Voltiamo pagina adesso. La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra ha celebrato nei giorni scorsi Nostra Signora del Soccorso. Il vescovo ha celebrato la messa solenne e ha invitato a rivolgersi a Maria nei momenti di difficoltà. In questa occasione ha chiesto di pregare per la Chiesa come indicato da Papa Francesco. Sentiamo. Noi vogliamo vivere la certezza che abbiamo una madre che è sempre pronta a venire in nostro soccorso. Abbiamo bisogno del soccorso di Maria perché tutti sperimentiamo la fragilità, anche quando siamo presuntuosi o ci crediamo autosufficienti. A San Bartolomeo della Ginestra il vescovo ricorda l'indole di Maria di essere attenta alle difficoltà degli uomini. Nelle scritture la Vergine in più di un'occasione va in aiuto del prossimo, lo fa con gli sposi di Cana, si preoccupa per la cugina Elisabetta. Un messaggio che la comunità vive intensamente. Monsignor Tanasini ha chiesto ai giovani di farlo proprio. La vostra comunità vive intensamente questa certezza e ve la trasmette. E questa certezza vorrei proprio che entrasse forte nella vostra vita. Qualunque sia il cammino che voi compirete, sapere che avete colei che vi soccorre, che vi sostiene. Nei momenti della debolezza, dello scoraggiamento, quando c'è il senso del fallimento, Maria è lì, c'è, non viene meno. I fedeli di San Bartolomeo della Ginestra si sono preparati alla celebrazione lungo un cammino composto di 3 parole: incontro, ascolto e accoglienza. Tenendo sullo sfondo la pagina evangelica dell'Annunciazione, ci siamo lasciati interrogare sulla nostra capacità di lasciarci incontrare da Dio e il nostro modo di incontrare i fratelli, l'ascolto e l'accoglienza. E davvero c'è una scoperta bella che vogliamo ridirci, è che Maria, ascoltando e accogliendo, ha generato Dio. E allora anche noi siamo chiamati ad accogliere per generare Dio nella nostra vita. Il noto pedagogista italiano Daniele Novara è intervenuto a Chiavari nell'incontro "Non è colpa dei bambini", promosso dall'ufficio scuola della diocesi. Si è trattato di un momento di confronto sui temi dell'educazione. Secondo Novara, oggi il nostro sistema sociale preferisce la terapia all'educazione, provocando problemi all'infanzia dei ragazzi. Lo abbiamo intervistato al termine dell'incontro. Sentiamo. Ci può essere un legame tra i crescenti dati statistici sui disturbi neuropsichiatrici dei bambini e la fatica degli adulti ad essere adulti? Tutta questa pletora di disturbi neuropsichiatrici in continuo aumento sono al 90-95% soltanto deficit educativi di una generazione di genitori molto fragile, che non riuscendo a fare argine educativo, non riuscendo a creare il giusto perimetro educativo, le giuste abitudini educative, il giusto gioco di squadra educativo, non conoscendo anche le fasi di sviluppo dei figli, prendono lucciole per lanterne e quindi i bambini vanno fuori uso. Se
si interviene coi genitori a livello educativo, i bambini, i ragazzi vengono recuperati e non hanno nessun bisogno di finire etichettati. L'adolescenza di un figlio è uno dei periodi più faticosi che un genitore deve attraversare. Come non lasciarsi sopraffare dallo scoraggiamento, anche dall'ansia? Se la madre è stata prioritaria, assolutamente prioritaria per tutta l'infanzia, il padre diventa indispensabile durante l'adolescenza. È il paterno, creare quella giusta distanza, perché il figliolo non ha nessuna intenzione di essere controllato pedissequamente come un bambino, ha bisogno del giusto allontanamento, e questo allontanamento deve essere regolato mettendo i paletti, come il caso della paghetta: ti do 5 euro e non mi trasformi in un genitore bancomat. Quanto è decisivo accompagnare e poi permettere che l'altro cammini con le sue gambe? Le mamme coraggiose sono quelle che consentono la libertà dei figli, viceversa ci può essere la madre appiccicosa che rischia di diventare morbosa, che spegne il figlio. Ecco, i genitori hanno un potere enorme sui loro figli e quindi sta loro, invece che essere, come dire, la valvola di sfogo di tutte le incertezze, diventare la risorsa per cui ecco che il figlio con coraggio affronta la vita, affronta le sfide, affronta tutte le sue fatiche. E la relazione integrale del pedagogista Novara sarà ritrasmessa su Telepace sabato alle 17 sul canale 15 e domenica in prima serata alle 20:40 su Telepace 2, questa volta al canale 85. In cammino verso la seconda giornata mondiale dei poveri che si celebrerà il prossimo 18 novembre, la Caritas diocesana propone un momento di riflessione. Sarà venerdì prossimo 19 ottobre. Alle 21 nel Salone di Casa Marchesani a Chiavari si terrà il convegno sul tema etica, cura, economia. Interverrà la dottoressa Mariella Enoch, presidente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Luigi Attanasio è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Genova. È stato eletto dal Consiglio Camerale al primo scrutinio con 26 voti su 27 presenti. Prende il posto di Paolo Odone che dopo 19 anni ha rassegnato le sue dimissioni. Espressione di Confindustria per il settore dei servizi alle imprese e titolare della Spiga Nord di Carasco, Attanasio è stato indicato dallo stesso Odone come suo successore. Rimarrà al vertice di via Garibaldi a Genova fino al termine del mandato che scade il 6 settembre del 2020. Il Ministero dell'Ambiente ha riconosciuto un finanziamento di 4,4 milioni di euro per 27 interventi di manutenzione contro il rischio idrogeologico necessari a consentire ai comuni e alla Regione di mettere in atto azioni per rendere più sicuro il suo territorio. Per la provincia di Genova arriveranno 1,7 milioni di euro. E dovrebbero essere istruite ed evase entro la fine dell'anno le domande di contributo presentate dagli allevatori tra il 2016 e il 2018, ferme per problemi legati al software di Agea. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito internet teleradiopace.com. Lo ha assicurato l'assessore regionale Stefano Mai, rispondendo in Consiglio regionale alle interrogazioni dei consiglieri Boitano, Garibaldi e Pisani. Al centro la mancata erogazione dei finanziamenti previsti dal piano di sviluppo rurale a sostegno dell'allevamento di animali a rischio di estinzione, quali appunto la mucca cabannina, della quale in Val d'Aveto restano ad oggi circa 300 esemplari. E sono partiti questa mattina a Santa Margherita Ligure alcune opere di manutenzione del verde pubblico. Ad occuparsene la ditta Pozzo di Recco per una spesa di circa 37.000 euro. Il calendario degli interventi prevede potature e abbattimenti in varie zone della città, sul lungomare, nei parchi di Villa Durazzo e di Villa Carmagnola e poi nell'area verde dell'ex ospedale, dal cimitero, nel quartiere degli Ulivi, in piazza Mazzini, dal palazzetto dello sport e così come in piazza San Murialdo e via Rocca Tagliata. Alcune palme saranno trattate con fitofarmaci, altre con la dendrochirurgia contro il proliferare del punteruolo rosso. E un grande applauso per il Massimo Solari, nominato questa mattina vincitore del miglior uliveto di Chiavari nell'ambito del concorso Premio Levi 2018. Un riconoscimento corrispondente a un buono spesa per l'acquisto di materiale agricolo è stato conferito anche a Maria Cafferata e Marco Codebò, che si sono aggiudicati il secondo e il terzo a pari merito. A seguire a Giovanni Coppello, terzo classificato, poi a Massimo Marinoni, Giovanni Battista Coppello e alla cooperativa Nabot, rispettivamente quarto, quinto e sesto posto. Si tratta di un concorso che promuove tradizioni e mestieri del nostro territorio. Vediamo com'è andata la cerimonia. Cosa significa per lei essere il primo classificato per il miglior uliveto di Chiavari?
significa avere tanta passione, tanta voglia di fare, seguendo la tradizione dei miei genitori e le tecniche innovative che si trovano sul mercato. Come si porta avanti un uliveto, come si gestisce, qual è il lavoro che c'è dietro? Allora, per portare avanti un uliveto bene praticamente bisogna esserci presenti 300 giorni all'anno, perché comunque dalla fase della potatura fino allo sfalcio delle malerbe senza adoperare prodotti chimici al momento della raccolta sei sempre impegnato, devi sempre seguire le tecniche agronomiche che ci segue la regione Liguria e devi stare molto attento a tutte le patologie che possono venire fuori. Lei è titolare di un'azienda sul nostro, sul territorio, ecco, come lavora questa azienda, che sbocchi ha, che tipo di rapporti anche con le altre regioni? Noi andiamo a lavorare 2 tipi di prodotto, l'olio extravergine di oliva normale e il DOP Riviera Ligure Riviera di Levante, che è un prodotto certificato assaggiato da una commissione esterna. I nostri canali di commercializzazione è la vendita diretta grazie alla clientela fatta negli ultimi 30 anni e enoteche e ristoranti migliori della zona. Stiamo iniziando dei progetti di commercializzazione con le altre regioni e con gli agriturismi locali. Che cosa rappresenta per il nostro territorio portare avanti un concorso simile? Guardi, innanzitutto voglio dire che sono particolarmente orgoglioso dei nostri contadini, dei nostri olivicoltori, anche perché veramente producono spesso in condizioni non agevoli e sono comunque degli eroi del territorio, perché la cosa che fanno è mantenere il territorio, continuare a curarlo, che è una cosa estremamente importante, e poi conseguentemente producono una delle eccellenze del nostro territorio, della Liguria, non soltanto della Liguria, e siamo veramente tra i migliori. Perciò mi complimento assolutamente con loro per tutto quello che stanno facendo e per quello che continueranno a fare. E restiamo a parlare di ambiente, perché si è concluso il concorso di idee e valorizzazione paesaggistica e botanica del parco di Villa Rocca, a cui hanno partecipato gli studenti del corso di architettura del paesaggio contemporaneo dell'Università di Genova. I partecipanti dovevano proporre idee che, tenendo conto del valore del parco, potessero essere funzionali al recupero e all'arricchimento delle collezioni botaniche e delle offerte culturali e didattiche del parco di Villa Rocca. La premiazione e l'esposizione dei progetti si è svolta questo pomeriggio al Parco di Villa Rocca alla presenza del sindaco Marco Di Capo e dell'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bisso. Il gruppo di studenti, composto da Martina Cazzaniga, Marco Casali, Davide Grasso, Cecilia Loddo, Federica Tamburnini, ha ottenuto il primo premio di 1.500 euro. Nel progetto viene proposto un arricchimento delle specie botaniche con conseguente aumento delle potenzialità del parco per l'attrattiva nei confronti della cittadinanza e dei turisti. Al gruppo, composto da Fiorenza Basso, Simone Cosenza, Elisa Ferraro, Chiara Malagò e Marco Vomiero, è stato assegnato invece il secondo premio di 500 euro. Il progetto ha focalizzato l'idea progettuale sulla conservazione e valorizzazione dei caratteri storico-botanici di un ambito particolarmente interessante, collegandolo con una visione più ampia del contesto urbano. Ha individuato dei percorsi di fruizione del parco con l'utilizzo degli stessi per valorizzare i punti di vista panoramici sulla città. E ha preso il via questo pomeriggio a Chiavari la 14ª edizione del corso di lingua e cultura genovese promosso dall'associazione Eucastello. Gli appuntamenti saranno tutti i martedì alle 16:30 nella sala Livellara di Via del Pino. Argomento della prima lezione, l'ambiente. Era presente il direttore del parco di Portofino, Alberto Girani. Sentiamo. Il paesaggio del promontorio di Portofino poi in particolare è un paesaggio unico nel suo genere ed è un paesaggio di eccellenza. A prima impressione si capisce subito il perché, poi dentro la storia, dentro l'attività degli uomini, dentro i valori naturali e architettonici possiamo trovare tanti momenti di piacere individuale nel poter apprezzare quelle che sono le peculiarità della nostra cultura, della nostra vita, e quindi è collegato al dialetto in questo senso. Patrimonio naturalistico ma anche culturale che va anche alle origini della cultura del Tiguglio. A mio giudizio assolutamente sì, perché era una zona estremamente ricca fin dagli inizi, fin dai tempi dei Romani, forse anche prima dei Fenici, e all'interno di questa situazione di ricchezza si sono insediati contesti culturali importanti come l'abbazia di San Fruttuoso con tutta la cultura monastica, la successiva abbazia della Cervara, e quindi laddove esiste
conoscenza e scienza, perché poi ci sono opere importanti anche all'interno del territorio, si sviluppa appunto una cultura che è quella alla quale ci riferiamo tutt'oggi. Quest'anno si parte con l'ambiente, perché? Ma direi che l'ambiente è sempre, non ha nessun connotato, l'ambiente è una ricchezza di tutti, e non ha colore politico, non ha confini amministrativi, e direi che si inserisce bene perché avendo questa grande risorsa, questo gioiello che è Portofino, dovevamo ancora ulteriormente farlo conoscere. Questo 14° anno che cosa porterà poi? Qual è il filo conduttore? Ma il filo conduttore è tutto legato alla nostra storia, alle tradizioni, al dialetto e quant'altro. Cercheremo di avere sempre degli ottimi conferenzieri e poi avremo appunto anche i nostri, diciamo, come Cesare Dotti, e gli argomenti sono tutti argomenti appunto legati al territorio. Quest'anno a Rapallo i tradizionali addobbi del Christmas Village si sposteranno dal lungomare al centro città. Il CIV, in collaborazione con l'Ascom, propone ai commercianti rapallesi di adobbare i propri esercizi in modo da richiamare l'atmosfera delle tradizionali casette che negli anni scorsi erano situate sul lungomare. Grazie al comitato 500 anni apparizione Nostra Signora del Boschetto, sabato prossimo dalle 14 alle 19 sarà possibile richiedere l'annullo con il timbro speciale dedicato al 500 dell'apparizione. Sarà allestito uno stand al santuario in piazza Nostra Signora del Boschetto a Camogli, dove sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello temporaneo. Il timbro figurato sarà poi depositato allo sportello filatelico dell'ufficio postale di Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto, rimarrà a disposizione per i 60 giorni successivi. E adesso altri appuntamenti per la giornata di domani nella nostra scheda. Appuntamenti in agenda per mercoledì 17 ottobre. Al via la quarta edizione di Vai Tranquillo, Sicurezza e Fiducia. Dalle 8.30 alle 13.30 incontro con studenti e parenti nei giardini a mare di Santa Margherita Ligure per imparare alcune buone pratiche. Come ogni mercoledì si potrà visitare dalle 10 alle 12 il Museo Diocesano di Arte Sacra, situato in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Dalle 10 alle 12.30, nell'aula magna dell'Università Pegaso in via Balbitrè a Genova, si terrà il convegno dedicato al Ferdinando I, il primo piroscafo a vapore approdato a Genova 200 anni fa. A parlarne, tra gli altri, il docente Emiliano Beri e lo storico navale Flavio Testi. Proseguono i corsi di cultura, dalle 16 alle 17.20 in via delle Vecchie Mura a Chiavari. La lezione è sul tema a 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana. Il diritto al lavoro, sancito dall'articolo 1, è ancora garantito? Alle 21, nella sala delle società di mutuo soccorso Aurora, a Rapallo, verrà presentata la conferenza Democrazia e Rivoluzione, a cura di Massimo Capritti. Siamo così alla pagina dello sport. Il Villaggio Calcio è pronto ad affrontare la prossima stagione agonistica con tutte le sue squadre giovanili. Nella centralissima piazza Aldo Moro, San Salvatore di Cogorno, hanno sfilato tutti gli allievi, dai piccolissimi, classe 2011-2012, sino alla leva 2004. È stata l'occasione per rimarcare il legame tra la società biancorossa e il territorio e promuovere i valori della lealtà e del divertimento anche attraverso lo sport. Vediamo com'è andata. Una vera e propria passerella di sportivi di tutte le età, calciatori che andranno a comporre le squadre suddivise per leva partecipanti alla stagione sportiva 2018-2019. L'elemento in comune sono i colori biancorossi della società Villaggio Calcio. Per la presentazione ufficiale è stata scelta la centrale piazza Aldo Moro a San Salvatore, a testimoniare l'appartenenza della famiglia del villaggio alla realtà territoriale, anche nella veste sportiva. La società ha potuto far conoscere i propri bambini ai residenti, consolidando quel legame esistente da anni. Tra le autorità presenti il presidente del Villaggio del Ragazzo, il sindaco di Cogorno, l'assessore allo sport, il direttore sportivo della società Rupinaro Sport, a confermare la collaborazione che sussiste tra le due realtà calcistiche che condividono lo stesso spirito e gli stessi obiettivi. I piccoli protagonisti della manifestazione sono stati chiamati ad uno per nome dallo speaker e hanno avuto l'opportunità di attraversare il tappeto rosso disteso per l'occasione, concedendosi uno scatto fotografico. Le leve, che scenderanno in campo con la maglia del
Villaggio Calcio sono Giovanissimi 2004-2005, Esordienti 2006, Pulcini 2008, Pulcini 2009, Primi Calci 2011-2012. A seguire la presentazione dello staff tecnico e dei dirigenti sociali che animeranno questa 15ª stagione. L'impegno nella cura dei ragazzi è improntato a farli crescere divertendosi e seguendo le regole della lealtà nel campo e fuori dal campo. Positiva anche l'esperienza di presentazione delle squadre al di fuori della sede, apprezzata dal pubblico presente ed emblema di una società in uscita, anche nella sua espressione ludico-sportiva. Questi anni trascorsi a educare e far divertire tanti ragazzi segnano un successo che la dirigenza del Villaggio Calcio vuole condividere con la sua gente. E il prossimo fine settimana il Palazzetto dello Sport di San Pierricanne a Chiavari ospiterà la Coppa Campioni di ginnastica aerobica organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Aerobica Entella. Si tratta di una gara nazionale che si svolgerà in un'unica prova. Saranno presenti tutte le categorie dell'agonistica, dagli allievi a partire dagli 8 anni fino ai senior. Sarà anche l'occasione per ammirare grandi campioni come gli atleti della nazionale o gli sportivi che detengono il titolo mondiale di specialità. Nei 2 giorni saranno presenti a Chiavari 17 società provenienti da tutta Italia per un totale di 175 atleti. E con lo sport si conclude questa edizione di TV di oggi. L'informazione torna domani alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace e poi alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.